Il conte durante la guerra che diceva, durante la prima guerra mondiale. Sulla guerra del 14-18, con questa moia qua da Formento, noi si immaginava Formento per fare chi dopo faceva il pan per i militari, capisci? Perché c'era una moia buona e la farina insomma, che veniva fuori da qua la che rendeva molto per fare il pane. Notte e giorno diceva? Sempre, sempre. E che c'era il pesatore, il formento io portavo qua e veniva a pesare durante che andava dentro nella macchina. Come sarebbe a dire? E c'era il pesatore solo alla macchina, capisci? Cioè era un strumento? Un strumento, sì, il pesatore, sì. Perché io lo pesava quanto che se ne immaginava, perché loro io portava qua e non li si immaginava e via. E gli eri pagati normalmente? Pagati, sì, pagati. Quindi avevi fatto anche abbastanza un guadagno? No, il guadagno, su quel momento era solo. La macchina. Comunque il mulino ha sempre funzionato? Sempre funzionato, sempre. Era l'unico qua durante la guerra, però era altri? Perché c'erano anche degli altri, ma insomma, sa, sul momento qua si era proprio sulla zona militare che si dovevo scampare tutti da qua. Tutti quanti i profughi, li portati fino in Bassa Italia.